Volti affiancati, il nero che emerge e colpisce quasi come uno schiaffo i tratti di colore. Il segno in flusso del pittore Fabio Baggio in arte Baio sarà il protagonista venerdì 23 maggio alle 18:30 dell'incontro al Teatrino Costenaro di Cassola nell'ambito della rassegna 70 più 40 più 190 uguale 300 storie pop. Al Castello Superiore di Marostica in questi giorni è in corso una sua personale. È una mostra abbastanza incentrata divisa in due, ci sono due sale importanti. Una è un recupero di un'opera, di un progetto che ho fatto un anno fa a Cittadella e Palazzo Pretorio, uno striscione prettamente grafico con i volti di Baio fondamentalmente, ed è stato tagliato in 14 pezzi, li chiamiamo noi dei frammenti, per cui è un modo diverso di leggere l'opera, insomma. La mostra continua con una serie di quadri, con una serie di ceramiche, tutti dei supporti che io dipingo quotidianamente. Bassanese sono i volti, i tratti distintivi della sua opera, dove il colore diventa simbolo di inquietudine interiore. E noi siamo ancorati alla ceramica. Siccome lui dipinge anche la ceramica, lavora anche la ceramica perché fa parte di un collettivo importante, Sbitarte, e è conosciuto soprattutto anche a livello internazionale come un artista, come un pittore, ed è famoso per una pittura particolare che appunto sarà spiegata, dibattuta nella serata da noi di venerdì prossimo. L'incontro è a partecipazione libera su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.